Michele Shan, cos'è l'innovazione oggi? Allora, l'innovazione oggi è tante cose. Da un lato è sicuramente un'innovazione tecnologica, dove per tecnologia la intendiamo in senso molto ampio, quindi da un lato è potenza di calcolo di un computer, ma dall'altro è anche genetica, se vogliamo, quindi cose diverse dalla tecnologia pura, come lo smartphone, eccetera. Però innovazione credo oggi sia anche molto quella che è la nostra mentalità, quindi la cultura che c'è sia all'interno dell'azienda ma anche esternamente all'azienda, perché credo sia quel motore che poi ci fa attivare per prendere una decisione tecnologica o una decisione strategica e che ci porta a pensare, diciamo così, in un modo diverso verso un'evoluzione di quello che siamo. Prima ha portato molti esempi di varie aziende, appunto. Qual è la più rappresentativa secondo lei? Allora, di casi aziendali ne vediamo tanti. Uno che a me personalmente piace molto è il caso di Dyson, il produttore di aspirapolvere e di elettrodomestici per la casa, perché sta portando avanti un'innovazione che non è solo di prodotto. Ha iniziato con un'innovazione diciamo così, legata principalmente alla batteria, no? Gli ultimi elettrodomestici Dyson funzionano a batteria, però questo credo l'abbia portato ad un cambio anche di mentalità e di strategia di Dyson stessa, tant'è che l'anno scorso ha annunciato un investimento di qualche miliardo per la creazione di un'auto elettrica e un mese fa ha presentato un progetto di circa 260 milioni per trasformare un campus in Inghilterra come un campus dedicato all'auto elettrica di Dyson per fare i test, eccetera. Quindi credo che questo sia un caso emblematico perché da un lato è un'innovazione senza dubbio tecnologica, ma soprattutto è un'innovazione culturale. Ci siamo spostati da un settore ad un altro in modo quasi semplice, sembra dall'esterno. Prima diceva che è l'uomo che sceglie dove portarla l'innovazione. Sì, io credo che la responsabilità che abbiamo nei prossimi anni è una responsabilità human, come il nome di farm, la Human Farm, perché sostanzialmente la tecnologia può essere sviluppata. Qualche progetto appunto sarà un po' più semplice, qualche progetto più complesso che richiederà anni e grossi investimenti, però credo che alla fine di tutto siamo noi che abbiamo la grossa responsabilità di decidere da che parte far girare un andamento tecnologico piuttosto che un altro. E quindi appunto il mio pensiero è che nei prossimi anni sarà molto l'etica a guidare questi orientamenti. Quali possono essere gli effetti positivi dell'innovazione? Gli effetti positivi dell'innovazione, prendendo magari sempre l'esempio da Dyson, è che la tecnologia ti aiuta in primis a innovare quello che è il quotidiano, quindi alcune cose molto semplici che magari fino a qualche anno fa richiedevano dei processi un po' più complessi nella loro gestione. Ma poi ci pone anche delle sfide, ci mette sempre in gioco sostanzialmente per poterci inventare qualcosa di nuovo e di adattarlo a quelle che sono le nostre esigenze. E poi credo che ci aiuta anche a prendere alcune decisioni, pensiamo ad esempio a tutto il mondo dei dati che elaborati ci aiutano ad avere dei punti di vista differenti rispetto al puro istinto certe volte, ma abbiamo anche un qualcosa di più oggettivo e elaborato. Quindi credo che ci sia da un lato un positivo da un punto di vista di evoluzione e dall'altro lato un punto di vista altrettanto positivo proprio sul cambiamento che su noi stessi avviene a livello proprio culturale. Con H-Farm avete dato vita anche ad un nuovo magazine. Con H-Farm abbiamo lanciato un anno fa Maze, con H-Farm abbiamo lanciato circa un anno fa Maze, che è nato come un magazine e lo è tuttora, però si è allargato, diciamo, e nasce come magazine per raccontare l'impatto della tecnologia sulle nostre vite, quindi andare a capire nel mondo sociale, andare a capire nel mondo dell'educazione e ovviamente anche del business che tipo di impatto può creare appunto un cambiamento tecnologico. Però è un progetto che si è evoluto, oggi è online ed è cartaceo su Maze.io, ma è fatto da altri pezzettini, abbiamo lanciato una piattaforma di e-learning
che copre contenuti, sì, da un lato tecnologici, ma soprattutto contenuti human, quindi molto vicini a noi, al nostro comportamento, e contenuti culturali. E abbiamo lanciato una serie di eventi che proprio mettono in gioco questi concetti, che li facciamo un paio di volte all'anno, e l'ultimo appunto è stato su il come innovare la nostra organizzazione, che questa sia intesa come organizzazione aziendale ma anche organizzazione sociale.